Diciamo che è un problema della montagna, ma oramai anche di tutti i comuni della pedemontana e non solo, dove la presenza del lupo, i passaggi del lupo sono assolutamente certificati. Quella che fino a pochi giorni fa era un'ipotesi, adesso è una certezza. I lupi sono arrivati nella Marca scollinando dall'area bellunese, in particolare da Lentiai e dalla Val Belluna. Per il trevigiano quindi il fenomeno non è più solo confinato sul massiccio del Grappa. L'asino sbranato la scorsa settimana sul Monte Cesen ne è la prova, ma le segnalazioni si susseguono. Fabio Curto è vicepresidente della Confagricoltura di Treviso e imprenditore agricolo proprio sul Cesen. L'arrivo del lupo quindi lo interessa di prima persona. Ora inizia a creare anche i veri e propri danni visibili proprio agli allevatori e a tutta l'attività appunto zootecnica. Del resto, le storie e le immagini che ormai quotidianamente arrivano dal bellunese raccontano di imprenditori preoccupati e danni. Lo sa bene Giancarlo Curto, che sempre sul Cesen possiede un'altra malga. Dice che se va avanti così il prossimo anno non porterà gli animali al pascolo e non è affatto l'unico. Gli allevatori sono assolutamente preoccupati dell'attività appunto zootecnica e della malga per le prossime estate, per il prossimo periodo estivo. Da qui la richiesta di gestire il fenomeno della fauna selvatica, non solo il lupo, ma anche i cinghiali, tornati prepotentemente a fare danni. Questo è un gravissimo problema che si innesta in un problema ben più ampio, che è quello della gestione della fauna selvatica, che parte dal lupo ma ha con sé anche cinghiali, cervi e tutta quella gestione appunto, o meglio non gestione della fauna selvatica che oggi è presente nel territorio non solo regionale ma nazionale in genere.